Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. In questa puntata proveremo a raggiungere finalmente la seconda vittoria in questa divisione che si sta allungando un po' troppo già. Abbiamo fatto due sconfitte, l'ultima con l'Algeria. Abbiamo preso due gol senza senso, veramente senza senso. Veramente andatevi a vedere perché io non ho idea di come li ho presi e purtroppo ne abbiamo sbagliati anche tanti e il risultato è che abbiamo buscato. Detto questo, ci facciamo la nostra quarta partita in Divisione 6. Ci mancano ancora 6 punti per raggiungere la Divisione 5. Vediamo chi dovremo affrontare. Fatto sta che qualsiasi sia l'avversario, che sarà lo Sporting Lisbona, King Ronaldo, interessante. Dobbiamo cercare di batterlo perché ci servono questi dannati 3 punti di merda. Ovviamente a Pempè, tutti hanno Pempè ormai in squadra. C'è anche Pempè a Pempè in squadra. Vabbè, loro hanno i soliti fenomeni, giochiamo fuori casa, Kvaratskhelia a terra, ragazzi. Kvaratskhelia a terra. E sarà una delle pochissime partite in cui giocheremo senza Kvara. Lozano si sposta sulla sinistra, Politano a destra. Il resto è tutto ok. Nel secondo tempo proveremo a dare spazio al Ciolito se sarà necessario, se vorrò. Elmas potrà dare il cambio e anche Juan Jesus lo vedo on fire, quindi vediamo che cosa andrà a succedere. Il modulo è il classico 4-3-3 che usiamo sempre. Sporting Lisbona-Napoli. Vediamo che cosa succede. Abbiamo bisogno assolutamente dei 3 punti. Purtroppo senza Kvaratskhelia non sarà facile, non sarà facile perché l'effetto Kvara è sempre importante. Sporting Lisbona, Napoli con King Ronaldo che ci vuole affrontare. Si parte. Attenzione, Rachmani. Ostigard l'appoggia con estrema calma, appoggia Zielinski che prova ad andare subito da Osimhen. Si gira Osimhen, vede Politano, attenzione Politano, si fa fermare Politano, peccato. Maestro Mario Rui, grandissimo intercetto di Mario Rui, attenzione, scende Mario Rui, se ne va Mario Rui, l'appoggia Zielinski, prova il dribbling, fermato, senza fallo per l'arbitro ancora. Attenzione Di Lorenzo, prova ad anticipare Pempè, non ci riesce, ma poi recupera palla, prova ad andare da Meret, la palla finisce a Rachmani che la riappoggia al capitano. Di Lorenzo per Politano, Anghissà, di tacco per Zielinski, gran triangolo, palla ancora per Anghissà, se ne va Anghissà prova ad andare da Osimhen, forse stava inserendo il Ciuchi. Lobot, attenzione, Osimhen, Zielinski dentro per Osimhen, triangolo pazzesco, parata di Schmeichel. Che cazzo ho preso Schmeichel, ragazzi? Di Lorenzo appoggia palla per Zielinski. Proviamo a recuperare palla, attenzione a Modric. Mario Rui su Messi. Meret. Mamma mia. Meret, rilancio verso Osimhen che appoggia la grande verso Politano. Attenzione Politano, vede Osimhen, fa correre Osimhen, Politano. Osimhen dentro per Politano ancora, la parata e poi arriva Anghissà. Frank Zambo, Anghissà 1-0 contro lo Sporting. Stavamo comunque attaccando, Politano per poco non ci metteva lo zampino, Schmeichel fa il fenomeno, ma Anghissà ribadisce quasi a porta vuota. Rachmani appoggia Meret ancora, che rilancia subito lungo, Osimhen non riesce a svettare, Ostigard su Ronaldo, recuperiamo palla con Lobo, e poi Zielinski in profondità verso il ciclo Lozano, lo fa correre, Lozano, recuperato da Arnold. Ragazzo di 30 Alexander Arnold Aio. Attenzione Zielinski prova il dribbling, prova quasi il tunnel, non ci riesce per veramente poco. Rachmani su Modric, Ostigard deve chiudere su Messi, siamo un po' in affanno qui. Di Lorenzo e poi Zielinski mette fuori. Attenzione, provano ad andare da Pempè, recupera palla anche Anghissà che perfeziona verso Politano, si ferma Politano prova ad andare dentro, recuperato.
Ostica, attenzione, Ronaldo fa correre Messi. Palo di Messi. Porca puttana. E poi, per evitare problemi, Di Lorenzo va da Politano. Prova a lanciare lungo, niente da fare. Rachmani ci mette una pezza. Anghissà, Lobotka vede il Ciuchi Lozano che dribbla Lozano, grandissimo dribbling di Lozano. E poi palla per Osimhen, dribbling di Osimhen che la riappoggia a Lozano. Ah, Lozano non crossa di prima, cosa che io volevo fare. Peccato. Di Lorenzo non riesce ad anticipare Pempece e Ronaldo, ma Rachmani se lo divora, la grande Rachmani, poi l'appoggia ad Osimhen che non trova Anghissà. Zielinski, niente da fare. Ciuchi Lozano recupera palla. Una serie di assurde coincidenze, vabbè. Mario Rui, grande maestro che stacca, la da Zielinski che si allunga troppo la palla. Ma perché ci allunghiamo sempre la palla così? Ancora Ostigard, si allunga la palla e perdiamo palla. La recuperiamo al centrocampo con Anghissà, Osimhen, Zielinski, Lozano, palla per Osimhen che prova a tenerla, non ci riesce. Schmeichel, rilancio verso Ronaldo, Rui recupera ancora palla al centrocampo, bravissimo, fermato, senza fallo. Lobo recupera palla là da Zielinski, attenzione, Zielu penetra, Zielu. Bah, vabbè. Era penetrato Zielu, ma è venuto subito. Zitta Xavoio. Attenzione, Mario Rui non riesce a recuperare palla, Lobotka sì, la appoggia a Lozano, palla ancora per Mario Rui. Palla per Lozano che si gira, prova il dribbling, niente da fare. Laterale per lo Sporting. Dopo che la palla è rimbalzata su Zielinski. Sarà un po' qualche minuto di confusione, proviamo a mettere un po' di ordine. Anghissà, niente da fare. Zielinski riesce ad appoggiare finalmente per Lozano. Si ferma Lozano, non riesce a crossare. Fondo, non ci credo. L'ha toccata con la punta. Rilancio di Schmeichel. Mario Rui. Zielinski, palla per Osimhen, fermato senza fallo. Allora, ma come è senza fallo? Cioè che io metto il corpo davanti. Ma porca puttana. Lobotka, Zielinski, palla per Osimhen. Prova a far correre Politano e ci riesce. Politano che era stato preso inizialmente in contropiede. Prova il dribbling, niente da fare. Guadagniamo almeno fallo laterale. Dio pane. Politano prova ad andare subito da Di Lorenzo, palla per Politano ancora che crossa anche se di destro e si vede Schmeichel la para. Messi sbatte su Mario Rui, palla per Anghissà che appoggia Zielinski che viene fermato. Calcio di punizione per lo Sporting. Ah, fuori gioco, vabbè. Pensavo fallo, però finiamo in vantaggio il primo tempo. No, attenzione. Che cazzo succede alla fine della partita? Ok. Primo tempo in vantaggio di 1-0, penso meritato, i numeri ci dicono questo, indubbiamente. Quindi 1-0 Napoli per il momento nel primo tempo. Bene, così. Bisogna provare a chiuderla, raga. Lobotka, appoggia per Anghissà. Di Lorenzo, Politano, Anghissà. La ridà Politano che si ferma. Prova ad andarsene Politano, fermato. Lobo, bravissimo Lobotka. Recupera palla, perde palla, Lobo di nuovo, però attenzione. Si prova ad andare da Ronaldo che va da Messi. Maestro su Messi, palo di Messi. Palo di Messi. E Meret. Blocca poi, mamma mia che culo ragazzi. Poi Zielinski, Osimhen da Zielo che perva dal Ciuchi Lozano prova il dribbling, la appoggia per Mario Rui che ha tempo per il cross. Mario Rui c'è ancora Anghissà che stava arrivando a colpire. Attenzione Ostigard, ferma Messi. Attenzione Ostigard, appoggia Zielinski. Ciuchi Lozano cambia tutto verso Matteo Politano. Politano vede Anghissà, grandissima palla di Politano per Anghissà che crossa verso Osimhen. Osimhen per poco. Attenzione Lobotka, riesce a prendere palla lui. Grandissimo Anghissà, se ne va Anghissà, palla per Politano che prova a metterla dentro verso il Ciuchi.
attenzione, Di Lorenzo mette palla giù per Anghissà che non riesce a smistarla per Zielinski. Attenzione, Rachmani deve chiudere anche lui, torna Rachmani su Pempé, si fa girare Pempé, un tiro cross che poteva impensierirci, ma fortunatamente la palla finisce fuori. Meret va al rilancio lungo, attenzione, un po' corto, Osimhen la appoggia praticamente a Ronaldo. Pempé fermato da Giannino Di Lorenzo, palla ancora loro. Stiamo attenti ragazzi, stiamo attenti. Anghissà, man of the match, almeno per il momento. Ostigard e poi Di Lorenzo prova a spazzare la palla ancora per lo Sporting che ci sta un po' mettendo sotto pressione, ma Zielinski recupera palla e palla poi per Lozano che prova ad andare in profondità da Victor Osimhen. Attenzione Osimhen, stop Osimhen, si divora il gol del 2-0 qui dopo un'invenzione pazzesca del Sciuchi, lo devo ammettere. Attenzione Lobotka, Anghissà, errore di Anghissà qui, Pempé, Meret, santissimo, pazzeschissimo, Meret. Calcio d'angolo, attenzione. Va Arnold dall'angolo, Arnold, cross in mezzo, c'è Lobo che la prova a metterla fuori, brutta lì. Attenzione, fuori gioco lì, oh. Ma fortunatamente in ogni caso il maestro la mette fuori. Anghissà perde palla, attenzione. Mamma mia ragazzi, Ronaldo ci stava per purgare. Meret prova ad andare lungo da Osimhen che è marcato, infatti non riesce a fare nulla, ma Rachmani recupera palla, attenzione, la palla finisce poi a Zielinski che riesce ad allargare verso Matteo Politano, entra Politano dentro per Osimhen che non tira, perché? Politano recupera palla, porco dio, niente da fare, incredibile ragazzi, non ci credo, ma che cazzo. Anghissà, Osimhen ancora dentro per Politano che tira sul primo palo, Schmeichel. Ci metti una pezza raga, ma lì perché Osimhen non ha tirato? Io non ci credo, porca puttana Eva. Vabbè, che possiamo fare raga, che possiamo fare? Abbiamo il Ciolito, abbiamo Elmas un po' al posto di Anghissà, sta giocando bene però mettiamo un po' di freschezza. La difesa sta tenendo, io non toccherei nulla, c'ho il Ciolito, non so se togliere Osi, ma sì perché Osi comunque è stanco e qualche errore l'ha fatto e va bene così, ci siamo. Lobo prova ad andare, possiamo provare dal Ciolito, Lobotka va dal Ciolito col solito schema, il Ciolito prova a spizzare, la palla finisce a Politano, il Ciolito mette subito la firma, appena entrato il Ciolito, sempre il Ciolito, ancora il Ciolito ragazzi, ancora il Ciolito, 2-0 al 74esimo, che è una bella mazzata per gli avversari. Attenzione Zielinski, scende Zielo, se ne va Zielo, Zielinski prova ad andare da Simeone, fermato, peccato. Lobo, ancora niente, Zielo prova a recuperare palla, un po' di confusione qui a centrocampo, provano a ripartire, Mario Rui, pazzesco Mario Rui, Zielinski appoggia per Elmas che è provato ad andare da Politano, niente da fare, attenzione Elmas. Attenzione qui, attenzione Politano, proviamo a pressare, non riusciamo a recuperare palla. Lobo prova a dare una mano e ci riesce. Poi però fa una cagata. Attenzione Ostigard, fantastico Ostigard. Simeone, palla per Zielinski che fa correre il Ciuchi Lozano sulla fascia, se ne va Lozano, scende Lozano, si ferma Lozano, fermato Lozano, vaffanculo Lozano. Ostigard, palla per Mario Rui che appoggia Lozano, pallaccia di Mario Rui qui per il Ciuchi, Rachmani, attenzione Di Lorenzo su Vinicius, grandissimo Giannino,
Palla per Politano, prova a fermarsi ma viene divorato dal difensore. Vieira, fermato da Elmas, fantastico, che però non riesce a dare poi palla al Ciolito, non capisco niente. Attenzione Ronaldinho, parata di Meret pazzesca, e poi Rachmani riesce addirittura a spazzarla. Attenzione, Ostigard rilancia, Simeone appoggia Politano che non riesce a fare nulla. Stanno provando a schiacciarci. Fallo però di Rachmani, senza senso. Però in tutto ciò siamo arrivati all'89esimo, io non me ne ero accorto perché è stata una fase abbastanza concitata, quindi dovremmo avercela praticamente quasi fatta. Attenzione, Lozano prova a tenere palla lontana, ci riesce? No, non ci riesce per nulla. Rachmani si ferma tutti. Attenzione, perdiamo palla. Attenzione, ancora la parata di Meret. Miracoloso Meret stasera, miracoloso ancora. Rachmani rilancia e finisce qui, ragazzi. 2-0. 2-0, ragazzi. 2-0, bene così, partita equilibratissima, ci portiamo a casa una vittoria fondamentale e alla prossima proveremo a vincere per la promozione.